Tre colonne dovrete via fare. Sì, 3 colonne perché era 3 partite, no? E poi fai i risultati e finivo e feia qua, no? Era uno feia 3 più 2 fa 5, era totale 3, dopo questo qua ne feia 4, sto qua feia 4 anche questo, dopo che altro giro, magari sto qua feia 4, questo feia 2, questo feia 2 anche lui, era finiva i 6, i fei totale era 4, 7, 9, 4 e 4, 8, 4 dossier. E sia il primo che ha vinto i 6. Tutto qua. E avanti si insegnava così a partire. Ma io per dire sempre perché. No. Ma hai fatto anche io. Un campanello l'ho fatto anche a cerimonia, no? Sì. Quindi onore e merito. Sai che qua giocare a bar perché mangia il caffè. Non è ancora bene il caffè. Vado subito. Dato foto su. Vedi che la manca qua davanti. Non da fuori un'altra volta. Guarda qua cane, di chi è lui? Cane signora. Evviva! Evviva! Sì, ma io questi una sardina e vin bianco nuovo qua a Corea. Guarda che sono vin bianco nuovo. Ciao. Ti guardo mo. Allora. Perché Pinot? Pinot bianco. Magari ho già fatto tutto ciò che mi piace. Signora, un cuccetto di quel bianco è nuovo? Quello nuovo volentieri, quello è buono. Il fiore di succa. Ah, è buonissimo. 25 anni ormai. Quest'anno è 25 anni, l'11 novembre. No. E mi invece giocando normale, fa il primo son, battuto, abbaia a saltare insieme al secondo, è rimasto in piedi, saltare insieme al terzo, è rimasto in piedi ancora. Ho fatto un son solo. Ed è punta. Sì, succede, tonfate. Siamo giusto. E sono per terra, ho battuto che altro solo il secondo, solo di punta, da solo a punta che ha altro solo. E prima quello che direi solo per stare in piedi, è l'ultimo, non sta in piedi. Ti fa provare un milione di volte che... Dopo il massimo dei suoni, penso il massimo che sono giocata sul lancio qua di 20 metri, con i caveoni al massimo, non so, penso averlo fatto il record perché ho fatto 10 suoni su 4 volte. Angelo, ho fatto suoni su 10 volte ed è il massimo del record di suoni. No, io ho record 4 baie, 4 gamberei, 4 baie, 4 San Martini. 4 e che gioco questo record? No, è da Simben. Da Simben da Consiglio. Da Consiglio. Da Simben? Lo doveva fare, su qua vorrei. Ancora non mi ricordo più adesso. Avete visto te? Sì, già ero anche a me. Da Simben cosa? Da Simben Elio. Soprannome? Joe. Soprannome Joe. A Canissan, un altro che ho visto, da fuori, ha perso perché ha fatto 3 San Martini e ha sbagliato a Baia. Aspetta che hai il quadro. Come sbagliava Baia? Come stai a dire? Ha sbagliato, l'ultima che ha sbagliato. Ha fatto 3 San Martini. E contava Baia e sono solo. E l'ultima la che ha sbagliato. Cioè, io ho proprio un'esperienza del Borein. Sì. Ma anche giocato dopo. Non ho mai giocato, perché basta. Mi manca il fisico. No, ma storta. Non può menarlo. Però potevi dire voglio era bravo. Potare in Rio sì, Però mi ha detto che la panca 100.000 lire, non è un modo di dire. Franchi tanto tempo fa. Era vuol dire Una gara, perché dopo finire le gare, gli facevi le gare 3 euro. Dei soldi? E chi che vinceva pagava il Borin? Pagava il Borin. E là veniva fuori i soldi. Là veniva veramente fuori i soldi, perché sulle gare era qui, prefissai 30.000 franchi, 50.000 franchi. Però sulle gare, dopo, fuori finire le gare, si giocava di skate. E adesso male 200.000 franchi, tirava fuori a dire per Borin ogni robo. Cioè, il discorso che prende per skate. Come stiamo io? Si chiama Giampaolo. Quanto è stata Cristina? Sì, è messo lui. E cioè, mi Borini portava via io, portava via lì non mi Davanti alle 3 di notte, no? Lì non mi era carmiere, perché era fratello di mia, no? E perché così si Dice portava? mai CEO, e mia CEO porta via, e che sera io che fa cara, 34 mie franchi, mi ricordo che sera io. Ma io Ma fatto... che anni era skate? Era Io skate. boh. E la paga Era stipendio? No, era stipendio di un mese. no, insomma. 64, mi c'ha 67 mie franchi al mese di carmieri, era di carmieri. E io ci fa 35. Era nato che mi ha ricordato come giocatore. Nato che avevo in Toscana, questa Cristina era amico del mio papà, Toscano Giovanni, e insieme con mio papà era Rossi Luigi, con Maramon Achille, con Neno Fetrin, e arrivava qua in bicicletta e vai davanti con la borsetta. Personaggio, e la scarpa, e una scarpa, perché era la scarpa?
quando che arrivava qua, si cavava le scarpe sue, no? Perché giocando per lei si consumava la terra. E io ho fatto la scarpa a sinistra col tacco più alto. Perché giocando al posto fermo come giocavamo prima, io col tacco riuscivo a mettere la gamba sinistra davanti, col tacco alto così, e era l'equilibrio, e restava in equilibrio per giocare bene a baia. E si metteva lì vero? Sì. E tirava la boccia, arrivava, smontava la bicicletta e si metteva sulla scarpa. Era bello vedere sti qua. Podia mi per truccare. Gioco truccato. Che ne siete storie legate a me? Era la vita di un paese. Quando che era qui che giocava, che era due figlie dei banchi, dei carrego in piedi che guardava, quindi era seguita anche dai pubblico. E da copi, quanta gente era? Quando si giocava così, diceva no, guarda che ha un nocio per giocare, e nocio no, e cazzo Dio sì che là. E te c'era che tu la punta e che toccio. Con che logico che ha? Quindi il nocio non va sì che là, te frega la punta e che toccio. Qua mai dentro a freddo tutto? Ho con te a maratona, invece. Non l'ho mai vista. Carità, No, ha abusato mi pare che ti dica. No, vabbè, abusato sì, organizziamo le gare, no, altre, ma le gare 5. Maratona era a Caina e via Orba, era stata a Fiera de Borea, era stagione dal 31 di luglio al 1 di agosto. E si partiva a mattina, si veniva a gara a mattina a Rio e dopo si fermava a mangiare una stata a riposare e dopo si partiva ancora fino a lunedì sera, si partiva il sabato mattina, si veniva a gara lunedì pomeriggio perché la fiera continuava. E là era niente una Borea che sia stata minimo 200 persone come pubblico continuo perché le persone erano impegnate per fare tutto quanto l'ambiente. E là era di tutte le parti, di tutte e tre province che arrivavano, tutti i suoi gruppi grossi, con i bai personali, e là era una sfida proprio aperta, senza storie, senza niente. A Serie A da Borea. Là era come le Olimpiadi di Borea, erano proprio tutti i calibri grossi, e tutta una roba veramente eccezionale, e là veniva fuori anche risultati, dopo non diciamo le cifre, qua Angelo Seto si ricorda bene. Arrivava a pagare 1,5 milioni con due voci. Con i giochi, dopo per la Dubai, per buttare su 350.000 franchi, era un gioco, sì, era anni 70-80. Anni 70. Una sera sono a casa, sia mattina, sono a casa, insomma, sugli ultimi 4 giochi ho perso più di 1,5 milioni. Però, e sono a casa, ho contato i skate, io tiro fuori i soldi che avevo per scassare. E ne quello di Che ne avevo ancora quasi 3 milioni. Che era i cosi, i pittori, e i tremà tutti quando giocavo. Insomma, era... E dopo gli ultimi giochi ho fatto rimesse da... Ma sempre su sta maratona, No, sì, sempre là. Ma bisogna dire che dopo anche se ne a gara si perdia, perché si veniva trovati, perché siamo onesti. Le sere non andava, te cavavi e te dicevi, ho stregato ancora a mangiare, mangiavo qualcosa, però ero là. Giocando bene stesso. E dopo si cavava, e pigliando. Allora, queste le storie di una volta era così. Beh, a Caina là era stata tanti i reclami dopo le femmine che andavano. Ma perché aveva chiaro per sé il portafoglio, non faceva così perché si deve scaldare il braccio. Ecco qua, presente la mattina dopo non ne aveva Gumiero. Codolino. Il signor Gumiero. E lei racconta la storia che una volta a quinto da Conregai, che mica ho fatto un San Martino in gara, però ti aveva vinto il primo premio e ho fatto il quinto, ti ricordo. Quindi, che aveva 15 anni. Sì, era 43, quindi 58. Sapete, qui è stata l'unica gara che era Coppa Unica, primo premio. Sì. Quindi è una gara che è stata fatta unica di primo premio. Una Borea è 23 di 4 mesi. Quanti? 23 di 4 mesi del lancio. Era 28, 29. E dopo là avevamo un giocatore che adesso è una gamba Renzo Lazzaro, che giocava con Mesa Baia nel senso che era rotto, ma io sono che a Baia, non che piacere. Io a Crepa sulla Baia. Crepa, mancava una fitta, magari una fitta. No, non era regole che impedisse di giocare con quella mesa Baia, poi giocare con la Baia che aveva. No, poi giocare con qualsiasi Baia. Bastava. Sapete che lui aveva qui le simpatie che lui giocava. E quando che non la aveva che cambiava,
non so cosa qua se non che a Baia. Già la verità. Ah no, è vero. Rizzo l'altro. No, l'altro Rizzo era un nostro giocatore, però era un uomo forte, un uomo che vedere a Borea, però a Borea io che a caro era poi sì grossetta. Però che si era rotta, era che dei grossi da giappa e si sentiva in mano, era tirava giusto. Se invece era con poca pecca così, ma sbissava la buttava via, no? Era un seguito di perché cosa sta qua. Era un uomo veramente forte che ti ho detto prima, una volta io arrivava a terra, si impiantava un po' e noi proprio i coni lo tira fuori. Per dire quanta forza che aveva. A Toronto era questo? A Toronto, se club è Veneto. Ma aveva un campo proprio una Borea? Sì, i giochi di bocce, i giochi di Borea, tutti i giochi, a pista del Baio. Magari ora continuerà anche adesso. Sì, lo fa anche adesso, mica lo va 3-4 anni fa. Perché loro Dopo Winso con i bocce, per esempio. Ma non hai problema di giovani ora? Magari hai di tutti gli italiani, anche a 60-70 anni, e mi a Toronto, quando va, e l'ho fatto straveda perché mi sono arrivato, ho fatto netto. E che non si può lavorare, no, ma tu sei un maestro, era 10 anni fa, che aveva 60 anni, a Toronto proprio. Vabbè, abbiamo un club. In Australia anche, Zoe, in qualche altra parte? In Australia sì. Ho trovato domenica passare uno che sta qua, che è detto lì non stai su, quando fa la gara fra un mese, fa la gara a Borea. Forse anche in Argentina? Argentina non so, perché non sono stato in Argentina, a Buenos Aires, Mendoza, Cordova, ma non ho visto Borea. Non mi ha portato. Invece a Toronto sì, e in Australia sono a Sydney, a Melbourne. Sì. Tuttora? No, i gioco attualmente. Io ho amici che anzi sempre solo che è da qua, che ha fatto le bocce qua da uno, e sempre solo le bocce che potevi fare. E in Italia dove che sei migranti veneti, a Latina, da che parti? A Milano Bandia. A Como, sì, a Como che sei nati qua, sono nato anche a Como. 10 anni fa questo sempre? 20 anni fa. Ah. Ormai definito a probabilmente? Non so, non credo più che sia Borea. So che era vicino a Rovello Poro, di tutti i giorni che so che, ma io non so, mi aveva messo lei là. Ma era veneti che erano emigranti là? Tutti trevigiani. Trevigiani o veneziani o padovani, ma insomma qui. Perché aveva visto anche zone bonifiche pontine da che parti ha? Era stato, aveva letto in qualche parte? Mi sono stato anche a Borea tanto, sono stato tante volte non ho visto Borea. Niente? Sì, tanti trevigiani. Ma e in Sardegna a Borea? Sì. Ma niente? No. Boh, ottimo. A Latina dove eri? Chi giocava? A Borgo Grappa. Ma i primi anni in che senso? Qui arrivai là? Sì, mi sono nato del 46 e avevo 7-8 anni là, le volte che era Del là. 53, 54. Ma Ho visto a Borea. Lei era emigrante là? Suo papà era emigrante? No, siamo andati su col tempo della bonifica della E c'era questo gioco lì? Giocavano lì questo gioco di Borella? Sì, a Borea. Borella e anche il 48, no? Sì, ma io gioco a poco il 48. E Borella sì. E dopo però a Borella io tanti anni io buttavo via, anche là. Adesso non c'è più di sicuro? No. Sabaudia da quelle parti? No, non c'è più. Sicuro questo? No. Perché diceva che in Australia c'era, in Toronto, in Canada. Però adesso qua in Italia non c'è più. Sparito.